Nel recupero dell'8ª giornata di Serie A, le ragazze del Bardolino Verona ottengono una preziosa vittoria con il minimo scarto sul fangoso terreno del Monza, grazie alla zampata vincente di Patrizia Panico. 3 punti legittimati dai 3 legni colti dalle veronesi, che lasciano a 6 lunghezze le concorrenti per la zona Champion e si portano a 2 soli punti dalla capolista Torres. Ritorna al centro dell'attacco Patrizia Panico. Le condizioni del campo di gioco, ancora circondato dai cumuli di neve, non consentono finezze stilistiche e le gialloblu devono fare maggiore affidamento sulla forza rispetto alla tecnica. Le veronesi partono subito all'attacco e si rendono pericolose con Melania Gabbiadini, che da posizione decentrata coglie il palo. Venusia Pagliotti supera anche il portiere, ma si decentra e si fa ribattere la conclusione dalla numero 1 Brianzola in recupero. Bomber Panico si rende pericolosa in chiusura di prima frazione. L'attaccante romana cerca la deviazione a portiere battuto, ma un difensore respinge. A una manciata di secondi dalla chiusura del tempo arriva il vantaggio giallo-blu. Roberta Dadda crossa sul secondo palo. Gabbiadini di testa appoggia al centro per la deviazione sotto misura di Panico, che insacca. In apertura di ripresa, il Monza, quasi mai pericoloso, si affaccia in avanti costringendo Brunozzi a compiere un fallo fuori area su Ricco, rimediando la munizione. Il Bardolino vuole mettere al sicuro il risultato, ma l'ottima Ferraro prima respinge la bordata da fuori area di Parisi, poi si oppone con l'aiuto della traversa alla conclusione a botta sicura di Gabbiadini. Ancora il palo salva le Brianzole dalla capitolazione su un pallone deviato da un difensore biancorosso. Il Bardolino Verona chiude la gara in avanti. L'1-0 finale garantisce comunque la vittoria alle campionesse d'Italia, che alla conclusione dell'andata ottengono più punti rispetto alla prodigiosa passata stagione sportiva, pur non riuscendo a conquistare la vetta. Sabato le gialloblu saranno nuovamente impegnate in Lombardia, questa volta sul campo della Riozzese.